stiamo preoccupando della situazione, non è che stiamo, visto che abbiamo la possibilità Il di tratto avere... in discussione è Vicenza-Padova, che è questo il tratto che manca e non ha ancora ultimato il progetto. Diciamo che questo progetto per noi è fondamentale, perché la velocità di spostamento su ferro per noi sarebbe una grandissima opportunità, anche perché 70 milioni di turisti ruotano attorno al Veneto e non possiamo assolutamente permetterci di perdere questa grande opportunità. E quindi faremo tutto il possibile perché, attraverso anche il senatore De Poli, perché l'alta velocità venga riammessa nel progetto e riconsiderata. Il Veneto non è un territorio da lasciare così, insomma, abbandonato. Viene declamato come la locomotiva d'Italia e se sei locomotiva devi avere anche il carburante per poter andare avanti. Ho parlato col Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Stiamo proseguendo con forza la nostra battaglia per inserire le priorità infrastrutturali del Veneto nel Recovery Plan, a cui sta lavorando il Governo. Fra queste c'è l'alta velocità Vicenza-Padova. Padova e il Veneto non possono rimanere escluse da un'opera strategica per il nostro territorio e per tutto il Paese. Come ha sottolineato più volte il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin, che ho incontrato oggi in Senato, la locomotiva d'Italia non può rimanere senza binari. Allo stesso modo dobbiamo puntare a migliorare la viabilità del nostro territorio. Penso a 3 progetti chiave: alla strada statale 10, alla strada provinciale 47 Valsugana, e il collegamento tra la 308 e la Pedemontana Veneta. E non posso dimenticare anche l'alta velocità Padova-Bologna. La nostra sfida è rendere il Veneto più competitivo, più attrattivo e più moderno.